living in the city. All I did was run, 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 run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, 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 you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Sabato 12 giugno all'ippodromo di Chilivani è andata in scena la 35esima edizione del meeting internazionale dell'anglo-arabo, primo appuntamento clou della stagione. Ma la non e conclusiva giornata della riunione primaverile prevedeva anche le importanti prove riservate ai purosangue arabo e 2 condizionate riservate ai purosangue inglese. Lo spettacolo è stato pari alle attese della vigilia, con prestazioni di alto livello che hanno entusiasmato il pubblico presente all'ippodromo e gli appassionati che hanno potuto seguire le corse dai canali TV e streaming. Run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, 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 pay. Every single dime that good Lord give me, I could make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that luck before I get old. Ad aprire le danze è stata la vittoria un po' a sorpresa di Danielina. La femmina con in sé un'ispirata Armando Corniani trionfa nella condizionata sui 1200 metri, riservata ai puro sangue inglese di 2 anni. L'allieva di Roberto Masala, non brillantissima in partenza, ha seguito dalle retrovie le mosse della favorita Calamoresca, che subito si portava al comando, seguita da Saide Trut e Safi Lonzana, con Shardana Gray che si manteneva a tiro. Ai 300 finali, 2 più attesi, Calamoresca e Saide Trut vanno in difficoltà. All'interno si materializza la sagoma del grigio Shardana Gray, che lungo la corda passava in vantaggio, ma a centro pista avanzava l'ampia e folata Danielina. La grigetta in giubba arancione piazza un parziale finale travolgente, beffando nei pressi del traguardo Shardana Gray. Gadoli dell'Algher con Saide Trut, mentre dall'esterno Danielina che passa Danielina con all'interno Shardana Gray in lotta. Danielina, Shardana Gray ed il numero 5 Safi Lonzana. La volata per il terzo posto premia Safi Lonzana, che aveva ragione su Saide Trut. Fuori quadro finiva clamorosamente Calamoresca. Danielina, Raleh Bayeb e mamma da Kodiak trova la prima vittoria in carriera, denotando un gran bel passo in avanti e migliorando di gran lunga il quarto posto del debutto, trionfando per i colori del signor Vinicio Mundula. A fine gara le sensazioni del fantino Armando Corniani. Grazie. Armando Corniani, provo a dire quello che disse Candice. Gioca Armando? Gioca Armando, no, gioca Armandone e diventi milioni. E vinci un miliardo, sì. Un milione. Un milione perché era lì. Complimenti Armando, bella vittoria, una cavalla in progresso. Sì, no, è una discreta cavallina. Non va molto bene. Senti, la corsa un po' in partenza l'hai lasciata fare? No, lei è uscita un pochettino così. Ho visto che un pochettino di andatura c'era, l'ho lasciata stare. Poi ho iniziato a fare la sua progressione e sapevo che arrivava fino in fondo. L'ultima battuta è una cavola che secondo te può allungare visto il finale che ha fatto? Ma voglia, 1500 voglia. Complimenti. Grazie, complimenti ai ragazzi di scuderia, alla scuderia, all'allenatore e a tutti quanti. Count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, one day I can lose it all. So I run until... L'edizione 2021 dell'Internazionale riservato ai fondo arabo di 3 anni va ad una superba Chimera Love portata al successo da un bravissimo Andrea Reyes. L'allieva di Antonio Cotto ha preso posizione viaggiando per linee interne, a ridosso dei primi, capeggiati da una propositiva Carestella, con tutti i più attesi lì, a giocarsi le carte, tranne Chicca in difficoltà dalle prime battute. La bagarre si fa rovente nella piegata conclusiva, la battistrada Carestella ha qualche attimo di esitazione, nel curvare allarga leggermente facendo fare la quinta ruota alla compagna Chimera Bella. Chimera Love precisa come un orologio infila tutti all'interno e con l'appoggio dello steccato ha ingranato la marcia alta e si è distesa bene senza mai dare speranze ai rivali. La grigia Chimera Bella che prova la progressione su Chimera Love che rimane ancora al comando, attacco esterno della grigia Chimera Bella con all'interno Chimera Love che viene a vincere precedendo Chimera Bella, Cara Istella e il numero 4 Chicca. Al secondo posto una buonissima Chimera Bella aveva ragione sulla generosa Cara Istella. Chicca si deve accontentare del quarto posto, addirittura fuori dal marcatore l'imbattuto Cansido.
Chimera Love da Oscar Day e 8,5 ottiene la sua seconda vittoria in carriera e regala il quarto internazionale della categoria al trainer Antonio Curtu, mentre per il rinomato allevamento del signor Pietro Piras si tratta del primo sigillo nella competizione. A fine gara le parole del jockey di Oristano Andrea Deias e quelle dell'allevatore Pietro Piras. Andrea Deias, vinci l'internazionale per il fondo arabo, un percorso quasi perfetto di avvicinamento e oggi il coronamento di questo percorso. Sì, meno male dai, veniva da un debutto un po' sopra le righe. La seconda volta un po' deluso per come gli era venuta la corsa, però oggi ha ripetuto lo standard del debutto, dai. Senti, da sardo vincere internazionale davanti anche se il pubblico è limitato è una bella soddisfazione. Beh certo, vincere in casa fa sempre piacere. Complimenti Andrea. Grazie mille. Pietro Piras, l'altra volta l'audio purtroppo è andato male, però Chimera Love ci dirà l'occasione per celebrare la sua vittoria, una vittoria importante. Penso sia il tuo primo fondo arabo internazionale dall'allevatore. Sì, è la prima volta, avevamo fatto i secondi con Varli e aveva vinto un francese, è la prima volta, ci fa molto piacere. Non pensavamo neanche perché la cavalla è un po' calata di condizioni, però in questi 15 di giorni si è ripresa e insomma la scuderia Cotto, il Team Cotto ha fatto il miracolo, dai. Senti, portata a tardi avevi detto l'altra volta, cioè è entrata a gennaio, da qui c'è stata una preparazione, sicuramente a cavallo ha un pedigree molto importante, figlia di 8,5 da Calum, insomma tutta la tua linea sempre vincente e oggi è un'ulteriore conferma anche in una cosa dove mancava. Eh sì, ha dimostrato di essere una cavalla discreta, dai, ancora il cammino è anche lungo, ci sono 3 cose importanti, fino adesso ha dimostrato che la cavalla è discreta, dai. Senti, tutti si aspettavano forse oggi Calandrina per il suo pedigree, l'altro giorno ha vinto, quindi ti facciamo i complimenti anche per quella vittoria. Grazie, grazie. Edizione numero 20 dell'Omnium del Puro Sangue Arabo, prova riservata ai cavalli di 4, 5, 6 anni sui 1800 metri. I riflettori della vigilia erano puntati sul campioncino Antares del Mar, che faceva il suo rientro dopo l'incredibile ascesa dello scorso anno, che l'ha vista piazzarsi in corse di lista del gruppo 3 per poi vincere a Pisa la lista dei race. E da ciò che ha detto la pista si è trattato di un rientro coi fiocchi. L'allievo di Giulia Corrà con in sella Michael Arras ha dato sfoggio delle proprie qualità in perfetto stile coast to coast. Troppo forte il portacolori della scuderia Vincentelli, che ha trionfato precedendo i sempre positivi Zeffiro di Chia e Zoe di Gallura. Quarto posto per Bella Gioia. Per fare l'ingresso in retta allunga ancora e la progressione di Bella Gioia all'esterno con Zoe di Gallura all'interno. Ci prova anche Zeffiro di Chia, cavalli ai 200 conclusivi dove sembra irraggiungibile il battistrada Antares del Man. Antares del Man ancora saldamente al comando mentre recupera Zeffiro di Chia, ma non per il primo posto che vede Antares del Man e Michael Arras in autentico cante da Antares del Mar da Afalabar e Magide Pibul ottiene la 7ª vittoria in carriera, la terza di fila e nelle ultime 12 uscite ha conquistato 7 secondi posti e 5 vittorie. Numeri importanti per un cavallo ormai di caratura internazionale, gestito al meglio dalla Connection a Corrà Ruzzu. A fine gara le parole di Michael Arras e quelle dell'allevatore Maurizio Montoni, per la prima volta intervistato da SpawnRiver.it. Michael Arras in sella Antares del Mar, un canter di salute. Un assolo, sì, non c'è niente da dire. Qui penso che purtroppo non ci arrivai. Mi sarebbe piaciuto che avrebbe avuto anche qualche cavallo da valutarsi meglio, però comunque è un cavallo che si descrive da solo. Bellissimo. Sì, il suo curriculum parla chiaro, soprattutto sì, da metà settembre dell'anno scorso in poi. Senti, ora c'è un lavoro, ok, sicuramente ora gli toccherà di nuovo fare il percorso dello scorso anno, anche perché rientra, quest'anno è stato più eccellente dello scorso anno. Sì, è rientrato proprio alla grande quest'anno, magari trovando anche un po' meno qualità, però è andato proprio, ha fatto un caso di salute. Complimenti Michael. Grazie.
Maurizio Montoni, nei colori dell'allevamento di Antares del Mar, per la prima volta finalmente riusciamo a intervistarti per aver vinto il 20° omnium del Puro Sangue Arabo. Antares del Mar gli serviva questa corsa per riaccendere i motori. Sì, innanzitutto voglio fare gli auguri a Lello, visto l'incidente che c'è stato, mi auguro che ritorni presto vicino a noi. E niente, Antares è rientrato e speravamo appunto che facesse una bella gara come quella che ha fatto e adesso vediamo di andare più avanti. Senti, il programma di questo cavallo, ma più che la prestazione di oggi ci interessa cosa farà. Beh, l'idea è di andare a fare una corsa importante fuori, adesso sicuramente Milano, faremo Milano e dopo vedremo di fare qualcosa di più importante. Lo scorso anno ha tastato i terreni per la prima volta, quest'anno ci arriva forse con più chance concrete, oppure la difficoltà è sempre la stessa? Beh, il cavallo aveva un carattere da puledro che era un po' troppo irruento e adesso sta migliorando, ha maturato e dunque speriamo bene, ecco. E tutta la Sardegna tiferà per Antares del Mar come è stato lo scorso anno, fa piacere avere un cavallo così da gruppo, diciamo. Il merito anche vostro, l'allevamento, la passione, l'acquisto della fattrice individuale, insomma tutto ciò. Complimenti e in bocca al lupo per il futuro. Grazie tante, grazie. Everything that I wanted, but I got what I need, yeah. I see that light in the morning, shining down on me. Take me up high, take me down low, bear it all and somebody knows. But until then, let's have some fun, yeah. Run, 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 run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you... Da 3 generazioni la famiglia Dettori è specializzata nella lavorazione del ferro. L'azienda Mario Dettori è rinomata per la costruzione di capannoni, cancelli e mangiatoie per allevamenti ovini e bovini. Per informazioni, telefona il numero in sovraimpressione e richiedi il tuo preventivo. Nell'edizione 2021 dell'Internazionale riservato ai Purosangue Arabo di 3 anni sono stati i colori rossoneri della scuderia Coscio a trionfare grazie ad un perfetto Caronte montato con fiducia da Alessandro Fiori. Il figlio di Filindeu prendeva come punto di riferimento Chilavert, quest'ultimo battistrada da metà corsa in poi dopo aver rilevato al comando Cleopatra Nulese. Sui primi anche Canio che assieme a Chilavert e Caronte prendevano chiaro vantaggio sui rivali nella piegata conclusiva. I tre in dibattito aperto a traguardo lontano si presentavano cattivi addirittura d'arrivo, dove Caronte cambiava decisamente passo al paletto dei 200. Uno scatto letale che ha lasciato lì i due figli di Muccatil al Caledian, Chilavert e Canio, quest'ultimo che emergeva per la miglior piazza. Caronte che si invola verso il traguardo ma non molla Canio che prova il suo esterno ma è Caronte che la porta a casa. Quarto posto per Cassi di Gallura. Caronte da Filindeu e Opera ottiene la sua seconda vittoria in carriera, dimostrando tutto ciò che di buono aveva espresso nelle prime 2 uscite. Per la scuderia e l'allevamento del signor Piero Cossu si tratta del secondo successo in questa competizione, arrivato 5 anni dopo il trionfale internazionale di Triade, non a caso zio uterino di Caronte. A fine gara le parole di Alessandro Fiori e quelle soddisfatte di Piero Cossu. Alessandro Fiori porta il successo Caronte, un cavallo sicuramente atteso, una bella corsa tattica, aspettato i più attesi e poi addirittura gli ha dato la via. Ma sì, si può dire che ha fatto tutto da solo, è un cavallo di molle che guarda, per montarlo è una cosa spettacolare. Parti, ti prende la posizione da solo, aspetti addirittura. Beh, perfetto, bellissimo. Senti, sì, infatti tu era la prima volta che ci salivi in sella, quindi ti sei trovato a meraviglia. Alla grande, guarda, poi arabi, Purosangue arabi così è difficile montarli qua in Sardegna. Senti, metti in collezione in altro internazionale, ti mancava credo questo dell'arabo? Questo dell'arabo credo di sì, perché avevo fatto un secondo e avevo perso male. Questo invece oggi è andato molto bene. Complimenti Alessandro. Grazie, grazie.
Piero Cossu, ai colori dell'allevamento di Caronte, anche per lui un percorso di avvicinamento a questa prova internazionale quasi perfetto, un debutto un po' che l'ha lasciato qualche rimpianto, ha vinto poi la corsa bene e oggi ha dimostrato quello che è. Sì, oggi ci ha dato la conferma che è un buon cavallo, dai. Sì. Oggi ha dimostrato che galoppa, dai. Sì, ha dimostrato davvero il suo valore, anche perché batte secondo me anche un cavallo buono come Canio e Cila Verde, ricordiamo. Sono quelli, Bruno, però per adesso per me sono quelli i cavalli, e l'ho detto anche a Alessandro prima di correre, stai con l'occhio con quei due, per me erano quelli, voi per carità, ci può essere anche qualche d'un altro, Bruno, per oggi Ale chiedile, l'ho detto, guardati quello di Livio e quello di Salvatore, erano quelli per me i cavalli, erano lì Bruno. Sì, una bella corsa, molto tattica da parte di Caronte che ha seguito alla fine come punto di riferimento Cilavert e poi... Era così Bru, stare tra i primi, stai terzo o quarto, vedi tu, perché se hai la fortuna di entrare in mano con lui addirittura è un buon cavallo Bruno, e l'ha dimostrato, dai. Senti, ti premia nuovamente l'allevamento, ha vinto lo zio Triade nel 2016, quest'anno ritorni vittorioso con gli arabi in una internazionale, è anche un bel segno per la linea di Elien. Sì, dai, questa fattrice ha avuto, questo è il terzo prodotto, i primi due niente di speciale. Con Filindeo sta dimostrando anche lo stallone, è da gratificare, lo stallone è un gran cavallo Bruno e la madre, speriamo bene, dai, una dedica particolare. Ok, complimenti Piero, grazie Bruno. Perché stai proseguendo anche quello che aveva iniziato tuo padre negli anni 80-60 più o meno. È da molto Brunè, con gli arabi abbiamo iniziato da allora, sì, però i risultati. Un grazie particolare a mia moglie. C'è sempre, c'è tutta la famiglia. Complimenti Piero. Grazie Bruno. And run, run, run. Run, run, run. Couldn't eat everything that I wanna eat, but I got one. Nell'edizione 2021 dell'internazionale riservata ai fondi inglesi di 3 anni, irrompe la melodia vincente di Chopin, capace di colpire duro grazie anche all'interpretazione di Armando Corniani. Il baio oscuro della scuderia Moro nell'ultima sortita aveva preso le misure ai rivali più accreditati e questa volta si è messo subito sulle punte, marcando da vicino il battistrada comparsita del Monte Acuto, con l'attesa Corea dei Serini intenta a non perdere il treno, mentre Capriolo de Bonorva ha iniziato presto a costruire la rimonta. All'ingresso della curva finale rompe gli indugi Chopin, che in modo graduale aumentava i giri del motore, accumulando metro dopo metro vantaggio considerevole su Corea dei Serini e Capriolo de Bonorva. In dirittura finale Chopin allunga deciso sotto il boato del pubblico e il tifo appassionato del proprio entourage. Corea all'interno, 3 cavalli in lotta con Capriolo de Bonorva che attacca Chopin mentre sceglie l'esterno in questa fase Corea dei Sedini, ma reagisce sempre Chopin, reagisce con Capriolo in seconda posizione. Chopin. Capriolo de Bonorva finisce bene al secondo posto, scavalcando Corea dei Sedini, che a sua volta ha preceduto Curiosone e Ceomo Ramon, finiti in lotta per il quarto posto. E qua. Chopin da Pantuosco e Isterica de Sena ottiene la prima affermazione in carriera in una delle prove clou della categoria, regalando il primo internazionale alla scuderia e all'allevamento del signor Giovanni Moro di Laerru, sentito nel post gara assieme al jockey Armando Corniani. Malugado. Armandone, doppio di giornata, vince l'internazionale del fondo inglese con Chopin, era piaciuto tanto nella sua ultima sortita a bomba su Corea dei Sedini e oggi ha dimostrato il riferimento di quella cosa. Sì, guarda, è andato molto bene, poi hanno deciso di levargli il cappuccio e ti posso assicurare che il cavallo è migliorato. Senti, la scelta di rompere l'indugia traguarda un po' lontano. Quella l'ho presa io. Sì, ti abbiamo visto. No, come mai? Perché io sentivo il cavallo. Quindi ne aveva tanto? Sì, no, sì. Se sei superiore è giusto che gli devi dire che
soprattutto in queste corse titolate per noi sardi, sono corse importantissime. Complimenti, tu l'hai vinta e niente, in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille, grazie di cuore, grazie a te. Giovanni Moro, ai colori, all'allevamento di Chopin, una linea tutta che parte da Imelda Santini e con questo internazionale un po' chiudi un cerchio che ti era sfuggito con Nanni Narcisi e oggi lo ritrovi con Chopin. Sì, hai ragione, guarda, questo Chopin mi ricorda proprio Nanni Narciso, diciamo una fotocopia, è un cavallo di passo, un cavallo di cuore, ti dà tutto, è buono, c'ha tutte quelle cose che deve avere un cavallo da corsa. Lui ha impressionato molto l'altro giorno quando giunse al secondo nella corsa di preparazione, battuto da Corea dei Sieni, però a tutti è rimasto negli occhi il bel finale che ha fatto. Oggi non è che l'ha ripetuto, l'ha migliorato e ha stravinto questo internazionale. Sì, l'altra volta eravamo un po' così, anche il Fantino non lo conosceva, Corniani, infatti si è accorto subito dell'errore che aveva fatto e ha corretto immediatamente il tiro. L'abbiamo lasciato scappare l'altra volta, Corea dei Sieni forse ha preso troppo vantaggio e non ce l'abbiamo fatta a chiapparla, comunque alla fine eravamo lì a un'incollatura, mezza lunghezza, non mi ricordo bene com'era. Mezza lunghezza, quindi oggi abbiamo deciso di iniziare a pedalare dall'altra parte della dirittura, abbiamo detto adoperiamo la legge del più forte, chi mi ama mi segue, è andata bene, abbiamo vinto, sono contento. Sì, proprietario allevatore, a tanti anni parte dalla passione, parte da tuo padre, insomma ne avete vinto corse con il puro sangue inglese, forse con l'anglo-arabo questa è la più importante. Sì, vabbè, anticamente abbiamo vinto dei derby, però questa qua ci tenevo tantissimo, abbiamo vinto anche l'Omnium con Nanni Narciso, però questo internazionale proprio ci tenevo tantissimo a vincerlo, l'abbiamo vinto e quindi bene. Sì, anche un merito a te perché forse non tutti lo sanno, hai subito un brutto incidente a novembre e ora questa vittoria ti sei ripreso, sì. Questa vittoria ti ripaga anche di tutto. Sì, mi sono ripreso un attimino, ancora non riesco a fare tutte le operazioni, spero più avanti, comunque sono contento che i miei colleghi, gli allenatori Fantini mi danno una mano, come mi vedono un attimino, vengono, no Giovanni lascia stare, ti aiuto io, sono veramente contento. Un abbraccio a tutti gli allenatori, Fantini e Artieri e a tutta l'Ippica d'Italia. Giovanni, non resta che rinnovarti i complimenti, una gran bella vittoria, un cavallo che fa sperare questo. L'ultima domanda mi stavo dimenticando perché è obbligatoria. Derby italiano è fattibile? Sì, è un cavallo questo qua che galoppa con un'azione molto lunga, quindi ha bisogno di piste lunghe, di lunghe diritture. Lui si esprime se trova una dirittura e distanza, non è un cavallo da 1600, inizia ad andare lui secondo me a 1800, se c'ha una bella dirittura corre anche meglio. Sì, quindi l'aspetteremo lì, dai. Ancora in bocca al lupo Giovanni, tanti complimenti. Grazie, un abbraccio a tutti voi. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, one day I could lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run, run, run. In chiusura di giornata, Baroque dell'Alguer risolve la lotta in famiglia piegando la compagna Crastu dell'Alguer, trionfando nella condizionata riservata ai purosangue inglese di 3 anni ed oltre sul miglio allungato. Crastu dell'Alguer, come da copione, ha indicato la via. A qualche lunghezza si sistemava Baroque dell'Alguer. Tra i due della San Giuliano si alternavano Sophistication nella base, mentre ripiegava la tesa Angeliou. I due compagni di box salutavano la compagnia ai 300 finali, dando vita ad un duello entusiasmante protrattosi per tutta la retta d'arrivo, terminato con i due interpreti Andrea Deias e Michael Rossini finiti in piena spinta costringendo il giudice alla fotografia. Baroque a contendersi gli ultimi 200 con all'esterno la progressione di Baroque che tende a passare su Crastu. Baroque e Crastu ancora in lotta, entrambi con Crastu che ci prova fino in fondo. Baroque e Crastu, i due terminano vicinissimi, costringeranno probabilmente il giudice ad arrivare alla fotografia. Per il terzo posto a maggior intervallo giungeva Angeliou davanti a Offsider.
La vittoria è andata a Baroc dell'Algher, il 4 anni, figlio di Batolof Marengo e Rosbach pennella l'ottava affermazione in carriera, ribadendo una certa supremazia che l'ha visto vincere lo scorso anno il Gran Premio Regione Sarda e il Città di Villacidro. A fine gara un simpatico siparietto tra Andrea Deias e Michael Rossi. Poteva anche lasciargliela Deias perché era avanti, perché tanto l'ho vinto tanto. Dai, una cosa veloce. Rossini e Deias, un siparietto insolito. Bella cosa, innanzitutto complimenti a tutti e due. Penso che parlavano un'altra lingua. Siamo staccati facile, tutto bene, dai, tutto nella loro. Dalla televisione sembra che rimane Crust. Non lo so. Andrea, tu che No, secondo me ha vinto lui. La televisione sembrava. Io posso sbagliare. Da cavallo c'è qualcosina, però non lo so. Magari sto giro ci hai azzeccato. In bocca al lupo a tutti e due. Grazie. Run, run, run. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Yeah, if I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. Yeah, run, run.